Amici bellini, io non lo so se ce la farò a finire questa analisi tattica prima di dover andare a vedere l'altra semifinale di Champions, perché è importante proprio il paragone tra quattro filosofie calcistiche diverse. Questo è un video pazzo, perché comincio con l'analisi, poi faccio questo intermezzo che mi guarda strano. No, è tutto a posto. Fine primo tempo di Atleti Arsenal, molto diversa da quella di ieri. Ho voluto fare tutta l'analisi, quindi un like, perché arrivando tardi chissà quanto ci mette a caricarlo. Per adesso ricominciano col secondo. Primo tempo dove mi sono segnato occasione per Alvarez, grande parata di Raya, occasione di Odegaard bloccato e un'occasione di Madueke che sta in formissima. Quando poi c'è il blocco basso che fa l'Atletico quando rientrano, ci deve essere un dribbling e Madueke ce l'ha, scompagina così e mette un cross al centro. Adesso vediamo il secondo, ma Rice che scende tra i due centrali per la prima costruzione, un Arsenal che mi sembra che voglia più consolidare il possesso rispetto a un Atletico più aggressivo e più verticale quando poi si buttano in avanti. Il rigore di Gyökeres, se ne può parlare nei commenti, perché per me la spinta c'è, ma lo vedo andare in volo prima ancora di riceverla la spinta, quindi un po' soft. Polemiche si possono sempre fare, quindi non si perdono le polemiche anche in Champions League. 0-1 per l'Arsenal, andiamo al secondo tempo. E finisce con dei bellissimi abbracci tra gente che se l'è data di santa ragione, perché chiudono proprio così il commento. Poi farò una riflessione sull'Arsenal a fine video, adesso che finisce questa roba schifosa di telefonino, analisi un po' più approfondita sulla partita di ieri, che è più divertente. Però qua c'è stata un'intensità pazzesca, e allora confermiamo che non è detto che si debba giocare, che si debbano fare 500 gol. Anche un 1-1 con due rigori può essere divertente quando ci metti un'intensità di questa maniera, e anche coraggio. Secondo me c'è una differenza. Allora, per fare giusto un recap di quello che è successo nel secondo tempo, Lookman non mi sembrava in grande giornata, perché la tira in bocca a Raya un paio di volte, Griezmann è deviato, rigore, braccio largo dopo aver toccato lo stinco, un altro rigore che insomma può far discutere, simile se vogliamo a quello che è successo ieri con Davis, perché se tocca una parte del tuo corpo, ne abbiamo parlato più volte, però braccio molto largo, e Alvarez spara una botta di 126 km all'ora, mi hanno detto dal gruppo Telegram. Con Raya che probabilmente si aspettava un tiro centrale, uno scavetto, non si è proprio buttato. Quindi si pareggiano i rigori, e ho scritto ora feroci con il pubblico, perché l'Atletico è stato ferocissimo nel recupero di ogni pallone, nella convinzione e nella velocità di ribaltare l'azione, col pubblico che spingeva. Vi rendete conto? Ci possono essere varie filosofie, varie scelte, però mo ci arrivo. Griezmann prende una traversa incredibile, tutto storto, riesce a metterla sulla traversa. Altra occasione di Lookman pazzesca centrale. Alvarez sempre tra le linee, è un number 10, è un numero 10, è un attaccante che viene incontro e che fa gioco, è meraviglioso. Poi c'è lo step on Eze che il VAR toglie, e anche lì si può discutere perché è molto leggero, e secondo me i due soft penalty, quello di Gyökeres e questo qua, insieme non fanno un rigore, se chiedete a me. Però se nel momento in cui il tocco c'è, non è il VAR che può decidere l'intensità. Il tocco c'è, l'arbitro ha visto il tocco, il VAR non può intervenire per cambiare una cosa che non è chiara ed evidente. Dovete cambiare questo cazzo di protocollo a livello linguistico, altrimenti ci teniamo le polemiche. Geometria in attacco con Eze, Mosquera parato, e poi Molina spara un missile deviato da Raya. Quello che mi sento di dire è che forse quello che manca ad Arteta è un po' di coraggio. Io non so com'era lo stato di forma, perché se hai Eze, se hai Saka e li lasci in panchina, lo stesso Trossard, certo non li puoi mettere tutti, però mi è sembrata questa la differenza più grande rispetto a ieri. Ieri c'erano tutti i giocatori, tutti i numeri 10 proprio in campo subito, e senza problemi fanno anche la fase difensiva e te li giochi in campo. Qua invece un pochino più di prudenza, forse ce li ho, li posso sfruttare nel secondo tempo. Quando entra Eze l'Arsenal diventa più elettrico, e gli scambi che fanno in velocità mettono in difficoltà l'Atletico Madrid. Lo stesso Atletico Madrid tiene Baena in panchina. Baena è un giocatore incredibile, ma
più coraggio secondo me Simeone, quindi non si può dire Simeone dinosauro come le cose che si dicono sempre, perché comincia con Pubil, il famoso Pubil, ve lo ricordate? Anche il Napoli c'era su Pubil, che è terzino. Comincia con lui centrale e con Llorente un po' più dietro, quindi uno che è abituato a fare tutta la fascia, retrocesso a terzino, poi nel secondo tempo cambia e mette Lenormand, quindi sposta Pubil a terzino destro e avanza Llorente, e Llorente diventa anche più pericoloso. Quindi secondo me un po' più di coraggio da parte di Simeone rispetto ad Arteta, ma Arteta c'ha l'attenuante che se non vince anche quest'anno è una tragedia assoluta, e ve ne parlo a fine video. Ora sotto con l'analisi. Però siete stati molto bellini nel video di ieri a chiedermi di farla l'analisi, la facciamo svelta, cominciamo. Ho preso pochi screenshot, dedico questo video a tutti voi che me l'avete chiesta, nella persona anche di Stanislao, che è uno degli amici bellini musicista, quindi lo saluto e ringrazio un po' tutti. Vi chiedo un like, non so nemmeno se questo video esce prima dell'altra semifinale, se faccio tutto insieme, prendo uno scavetto, questo lo so, e ci spostiamo un attimo perché una delle cose più belle si ciuffa fa nel senso che... esatto, una delle cose più belle sono le posizioni medie perché è chiaro che c'è l'individualità. Molti hanno scritto, dice sì, vabbè, però per fare questo calcio servono i soldi perché servono questi giocatori. È vero in parte, perché sicuramente tu se fai tutto per fare devi avere quei polmoni, devi avere quella tecnica, perché non è solo tecnica, è anche intensità, è la capacità di corsa, di recupero, di aggressione tutto il tempo. Ma non è solo quello, anche perché, se vogliamo, negli ultimi 5 anni il Manchester United ha speso 780 milioni, l'Arsenal 769 e adesso vediamo come li mettono a frutto, il Chelsea 738, il Tottenham sta retrocedendo, guardate quanto ha speso, il PSG sotto, non vedo nemmeno il Bayern, anche perché secondo me il Bayern ha oltretutto, oltre che dei bilanci sani, perché il loro fatturato è talmente alto che si possono permettere di spendere senza andare sotto, come la maggior parte di queste squadre, senza parlare di Real Madrid, di Barcellona, che spendono soldi che non hanno, quindi là va bene prendersela e chiedere che stiano in riga, però il Bayern no, e il Bayern fa crescere anche dei talenti in casa. Adesso stiamo vedendo dei diciottenni che piano piano escono, come Karl e altri che stanno facendo esordire, quindi serve mentalità prima di tutto, serve la cultura calcistica, serve che se investi anche sulla crescita dei giovani e ci lavori in un certo modo, quindi non basta spendere i soldi, si vede qua. E questa gente che ha speso altrettanto se non di più non fa quel calcio là, e non solo non fa quel calcio là, ma non raggiungono nemmeno i risultati, perché questo calcio così spettacolare ed estremo comunque ti portano dei risultati se sei in semifinale di Champions League, quindi ci tenevo a dire questa cosa. D'altra parte se ne parla anche per il Como, no? Il Como ha dei numeri in Europa, tra una delle migliori difese d'Europa proprio in termini di numeri, una delle migliori, quella col PPDA tra la terza forse più alta, quindi stanno mettendo a frutto una mentalità e una richiesta di gioco. Hanno speso, certo che hanno speso, però hanno preso tanti giocatori giovani, tutti da 20-25 milioni l'uno, non è che ne hanno spesi 80 per giocatore, quindi si può fare in piccolo anche con dei giocatori non come Olise, come Kvara e come Luis Diaz. Si può fare, è chiaro che ogni tanto la partita la stecchi e magari non arrivi subito in Champions così, però non si può poi fare di tutt'erba un fascio anche per il progetto Como, secondo me, e ce lo ritroveremo. Ma vediamo che tipo di partita esce, perché il Como oltretutto ha anche un po' di ostruzionismo all'interno della loro mentalità, cioè quando non riescono a giocare tu provi a giocare, non fanno come il Bayern e il PSG che accettano i duelli, no, si buttano a terra, ti fanno fallo, quindi è un'ulteriore evoluzione, ocio. Comunque quello che mi premeva farvi vedere delle posizioni medie, Dembélé è il più avanzato, quindi falso 9 fino a un certo punto, è 9, cioè fa proprio la punta, poi si abbassa anche lui in certe situazioni, nelle transizioni poi del PSG te lo ritrovi a centrocampo a servire due, e lo vedremo anche negli screenshot. Però squadra anche larga, ovviamente la differenza la fa che quando hai un Hakimi che te lo ritrovi anche centrocampista centrale a volte a toccare il pallone, il 2 può stare anche più centrale perché Hakimi coprirà tutta la fascia, e quindi Doué può venire anche a centrocampo a fare un po' più di densità.
lasciando Kvara un po' più esterno, con Mendy che era occupato, poteva spingere di meno onestamente perché era occupato da Olise, quindi non è che un attacco così a come va non fa niente, no, ci sono state delle preoccupazioni e lo vediamo anche nel Bayern. Tra l'altro Joao Neves più dietro di Vitinha addirittura come posizioni medie, Vitinha ha proprio quel cerchio di centrocampo rosso, gioca tutto lì, e il Bayern addirittura sembra una difesa a 3. Addirittura perché Davis si deve occupare di un Hakimi che ti viene addosso e quindi oltretutto Davis fa solamente mezza partita, quindi non ha nemmeno il tempo di toccare altri palloni un po' più avanti, ma come posizioni medie risulta quasi una difesa a 3, quindi con il Stanisic che va più avanti e si ritrova quasi alla destra, permettendo quindi questa spinta sulla destra, sulla zona di Nuno Mendes, più feroce della sinistra. Kane, come vedete, risulta più dietro addirittura di Olise e anche più dietro di Luis Diaz, che gioca a tutto campo. Forse è venuto un po' meno Musiala come apporto nel Bayern ideale, forse Gnabry è ancora più utile per i movimenti che fa, però lo stesso Kimmich che tocca il pallone dappertutto, il lavoro oscuro, un po' più oscuro di Pavlovic, è tanta roba. Ovviamente risultano tutti questi voti bassi ai difensori perché perdono dei duelli, mentre gli attaccanti, questi voti altissimi. Secondo me è più divertente così, non so voi. Ma cominciate a lasciare il like che vi faccio vedere un paio di screenshot, non tantissimi. Poi se ne volete di più io ve li consiglio spassionatamente. Il video di Andrea Marinozzi, il video del critico calcistico e il video di Stefano Borghi. Io se ho avuto un minimo dubbio, dici ma è calcio o non è calcio? Quando poi ascolto tre che sono tra i miei preferiti, che fanno i video, due professionisti come Andrea e Stefano Borghi, un content creator addetto ai lavori che lavora nel calcio come il critico calcistico, se loro dicono che si sono divertiti e che il calcio è uno spettacolo, io mi fido più di loro che non il Faina che dice questo non è calcio. Vabbè. Ma vediamo, perché io sono convinto che anche all'interno di Atletico Madrid Arsenal, anche se finisce 0-0, noi troviamo degli spunti calcistici elevati, non vi preoccupate. Mi piace farvi vedere, come sapete, i calci d'inizio, e qua il PSG fa la solita cosa, e cioè te la mette in fallo laterale perché noi ti aggrediamo. Non abbiamo bisogno del possesso palla, noi abbiamo bisogno di aggredirti quando tu cerchi di giocare a calcio. Ora, come vedete, il blocco del PSG è una linea perfetta che non segue a uomo quelli che sono gli attaccanti del Bayern, tant'è vero che se si abbassa Kane non viene seguito da un Pacho o da un Marquinhos, loro restano in calcio posizionale e il Bayern scompagina perché è andato dall'altra parte. Questo è Luis Diaz, questo è Olise, questo dovrebbe essere Musiala che in teoria è centrale, quindi qua è Kane che muove il pallone centralmente, avanza Kimmich e poi ci sarà il movimento di Olise che si avvicina a Luis Diaz, fa quello scambio di prima e arriva il rigore. Ma non vi credete che in Europa non ci siano polemiche, sui rigori e sulle decisioni arbitrali? Perché ci sono. Ho letto chi ha detto qua è Luis Diaz che dà il calcio sull'intervento di, credo sia Pacho qua. Ci sono dappertutto le polemiche, solo che si va avanti, non durano, non è che devono indagare gli arbitri. Stanno uscendo nuove cose, state pronti, ne parleremo, ci divertiremo molto secondo me. Ci sono tante cose che ancora non sono uscite. Perché dovrebbe parlare Gervasoni e Rocchi no? Ma lo scopriremo. Calcisticamente questo è il rigore. Anche se Luis Diaz cerca di mettere il piede, è lui che va a toccare il piede onestamente, però Paso non prende la palla. E quindi in questo intervento, non prendendo la palla, Luis Diaz è in possesso, secondo me ci sta il rigore. Si vuole polemizzare, si può polemizzare. Se andate a sentire, non lo so se riesco a metterlo nell'auto contest, perché Stefano Borghi ha un modo di raccontare il calcio sublime, il modo in cui descrive Kvara. Io non ho bisogno di inventarmi delle parole perché lo fa lui e lo lascio fare a lui. Kvaratskhelia suda scintille, è così, ha questo voltaggio insostenibile, questa potenza, questo furore proprio da eroe epico, Achille che si scaglia in battaglia animato da una furia cieca dopo aver saputo dell'uccisione di Patroclo.
Il modo di dribblare di Kvara è sempre propositivo, non è mai fine a se stesso, non è mai un dribbling solo per il bello del calcio, no, è per ottenere un risultato. Questo dribbling lui non lo deve superare l'avversario, deve solo trovare lo spazio per far partire questo tiro, e il tiro non è neanche dritto per dritto, non è un tiro dritto per dritto qua, vi assicuro, se lo andate a rivedere, la palla fa così, va vicinissimo al difensore a ta, proprio perché sai che comunque c'è Neuer in porta, e quindi tutta questa zona qua lui te la va a coprire. Devi anche forzarlo il tiro un pochino, devi cercare il palo lungo, e lo fa molto bene. Poi il modo in cui mette le gambe per riuscire a ottenere forza ed effetto, lì è talento che ci puoi fare, cioè lo puoi cercare di insegnare, ma ti deve venire anche naturale. Se vogliamo dire qualcosa a qualcuno, è sul colpo di testa di Joao Neves, che è uno dei più piccolini. Un altro dei più piccolini, che è Musiala, lo deve seguire un po' meglio. Qua è chiaro che se succede a noi, molto male Juan Jesus, come si fa a marcare così uno che fa il terzo tempo? Nemmeno in eccellenza, neanche in promozione. Guagliù, succede. Devi anche accettare che magari l'avversario ti ha preso il tempo, il cross arriva perfetto e lo stacco è ottimo. E qua sì, si può difendere meglio probabilmente, ma si può dare anche un pochino di merito agli avversari. Le ripartenze brucianti, le transizioni come le chiamano oggi, quando si abbassa Dembélé, vedete che si è buttato dentro si è buttato dentro Hakimi e si sta buttando anche Kvara. Qui 2 arriverà al tiro leggermente fuori, però il 9, che ha poi la qualità di fare anche rifinitura, così come Kane, anche Dembélé. Io continuo a non capire di che piede è fatto Dembélé, qual è il suo piede preferito, perché gli abbiamo visto tirare rigori sia di sinistro che di destro, qualche cosa di veramente raro, che però se tu pensi che sia solamente roba, merito suo e individualismo suo, andatevi a vedere il Dembélé che giocava nel Barcellona, non è lo stesso giocatore, quindi bisogna dare meriti a Luis Enrique, che ha tentato di mentalizzare Mbappé senza riuscirci, e ha tentato con Dembélé riuscendoci. Quindi il valore degli allenatori è inutile che fate, non è una questione di numeretti, a volte è il piano gara, ma è anche quello che riescono a trasmettere. Ad oggi gli allenatori sono tutti preparati, dobbiamo darlo per scontato che sanno come far giocare le proprie squadre. Alcuni si impegnano di più nel trovare i difetti degli avversari, di cercare di attaccare quelli, altri cercano di prevenire gli attacchi degli avversari è una cosa che ha fatto Spalletti. È una cosa che ha fatto Spalletti contro il Milan, ha detto: io sapevo di non voler, perché Leao si nasconde negli angusti questo tipo di comportamento, e in qualche modo ha comunicato un po' di paura, e lo dobbiamo accettare, ed è anche corretto, perché Spalletti se lo ricorda Leao che se ne scappa da tutte le parti anche contro di noi, e non voleva più subire quello. Ci sta, va benissimo, questa è un'altra mentalità però. E qua arriva il gol di Olise a confermare quanto gli attaccanti del Bayern non ti danno. D'altra parte, se lo ricordiamo la partita con l'Atalanta si è messo uomo contro uomo a difendere, eccetera eccetera, ne hanno presi 7-8. Cioè, non lo puoi fare contro questi qua, comunque non lo puoi fare a difenderti. È meglio se li attacchi, e questo vale, e lo anticipo, vale anche per il Como, che ha dimostrato di essere attaccabile se li prendi in ripartenze veloci. Se invece ti metti là e li aspetti, è peggio. Quindi io vorrò un po' di coraggio, ci arriveremo. Questo è il gol che fa Olise, dritto per dritto, riceve palla qua e non vuole sapere niente, e poi spara una bomba di sinistro proprio centrale, forte, mentre se n'era andato da una parte Kane, aveva cambiato completamente zona Luis Diaz, e qui c'è stata un po' di cattiva comunicazione. Ecco, questa fase della fase difensiva andava fatta un pochino meglio, con un movimento molto semplice di Doué a venire fuori, che si porta via il terzino che aveva sostituito Davis, cioè Laimer. Qui probabilmente è Luis Diaz che deve tenere d'occhio il movimento di Hakimi. Lo devi sapere che Hakimi se ne va, e devi sapere anche che Vitinha questo lancio ce l'ha, e quindi non puoi rimanere qui senza sentire, oppure devono comunicare meglio. Forse non si sono comunicati. Laimer avrebbe potuto dire: Luis Diaz, prenditi tu Doué, in questo caso vado a coprire, e invece ha seguito Doué, liberando una prateria che poi porta al gol di Kvara. Gol di Kvara che tra l'altro è un'altra genialata di Dembélé, perché salta
Cioè, probabilmente lui si vede l'Upamecano davanti, sente che sta arrivando questa scivolata, non vado io al tiro rischiando di essere bloccato, già so che dietro di me Kvara ha continuato la corsa. Cross semplice di Hakimi, rasoterra, non ci arriva in tempo Emery, salta Dembélé e in realtà prende anche un possibile fallo da rigore qua, la palla passa e Kvara segna, spiazzando Neuer. Poi la bellezza di Kane, dietro di me c'è l'accoppiata, e qui non c'è nemmeno un errore, c'è semplicemente l'accettare l'uno contro uno, la linea c'è dei difensori, perché c'è anche Hakimi pronto a un raddoppio, però se Kane fa questo passaggio, chiaramente a scavalcare non gliela dà sui piedi, e tu Luis Diaz sai che devi calcolare il timing della tua corsa in un certo modo, perché Kane ti darà una palla perfetta. Poi a partire dalla palla perfetta da centrocampista, da numero 10, io ho citato Pirlo, ma se ne possono citare altri, poi la devi stoppare in quel modo. La stoppi col sombrero, fai un'altra finta per non farti bloccare un altro tiro, la metti nell'angolino, là è il talento, là accetti il gioco, accetti il colpo di tecnica. Però sono tutte cose studiate, sono movimenti che fai per scompaginare. Ma 5 gol non li fai al Bayern e 4 gol non li fai al PSG se non hai la mentalità di attaccare anche quando sei in vantaggio, perché se alla fine Maiulu prende la traversa qua, prende l'incrocio dei pali, questo qua è Hakimi, non so se ci rendiamo conto, e non so se qua era già infortunato perché ha avuto uno stiramento, una cosa, è rimasto in campo mettendosi in zone meno pericolose, senza marcare eccetera eccetera. Già si sa che salterà probabilmente la semifinale di ritorno. Qua non lo so se era già infortunato, ma qua siamo a fine partita, Hakimi continua ad andare, ma tu che dici? Lasci Luis Diaz là a rischio che ti fanno una ripartenza in faccia? Sì, è così che hanno fatto i 5 gol, non è che cioè così. Quindi una volta ti può andare bene e una volta no. E secondo me una squadra abituata a vincere come il Bayern di Monaco può permettersi questo, può permettersi anche di prendersi dei rischi e di non vincere un anno. Vinceranno il loro campionato, idem magari il PSG, l'hanno vinta l'anno scorso, non hanno nemmeno l'assillo che forse il PSG aveva. Per un po' di tempo stiamo spendendo tantissimo, abbiamo Messi, abbiamo Neymar, abbiamo Mbappé, abbiamo avuto Cavani, Ibrahimovic, Verratti, ci riempiamo di campioni e non vinciamo la Champions. Adesso hanno meno forse quell'assillo e si possono permettere anche di investire su giocatori più giovani, di fare un progetto a lungo termine, e se perdono questa semifinale non fa niente, perché io ricordo le parole del presidente del PSG, piaccia o meno, dice no, ogni volta che perdevano, dice non c'è problema, ci proviamo l'anno prossimo, non è detto che dobbiamo vincere quest'anno, e senza problemi si continuava. Si sono resi conto che serviva un allenatore con quella mentalità e con quella forza e quella credibilità, e stanno raccogliendo i frutti. Meno facile deve essere per l'Arsenal, che sono anni e anni. L'Arsenal ha fatto un discorso, e adesso questo lo riprendiamo nel discorso di dopo, ha fatto un discorso ai propri tifosi 10 anni fa, dice per un po' dobbiamo accettare che siamo in costruzione, stiamo lavorando sui giovani, stiamo cercando di portare avanti un progetto. Hanno confermato Arteta anche quando non è andato benissimo. Adesso c'è un po' di psicosi ed è comprensibile, quindi ecco perché anche Arteta cerca di cambiare un pochino il suo approccio, lavorando molto sui pericoli, cercando di evitare sembra quasi che sai poco. Allora, tutti quelli che possono essere i pericoli, ma questo è un discorso che magari portiamo sull'altro canale per l'altra semifinale che io vi devo andare a vedere da New York. Valerio Fluido è tutto, tenga 20 minuti di editing, lasciate un like perché l'ho fatta in fretta e furia. Sono andato io stesso a giocare, c'era uno con la maglietta della Juve, l'ho marcato a uomo, io tenevo la maglietta di Alvarez, ma in realtà mi hanno chiamato Otamendi, chissà perché. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.